La Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri di Sciacca in questi giorni stanno conducendo mirati servizi finalizzati al contrasto dell'abusivismo approvvigionamento idrico da parte delle ditte di trasporto di acqua, specie in siti non autorizzati ove si trovano acque non controllate e pertanto potenzialmente insalubri. Nell'ambito di tale attività di controllo, nella giornata di lunedì 24 giugno, in contrada Torre Macauda, hanno sorpreso un autotrasportatore di Ribera che stava rifornendo la propria autobotte da 6.000 litri, prelevando l'acqua dal torrente Bella Pietra, il cui corso risultava precedentemente deviato per permettere la creazione di un invaso artificiale che rendesse agevole l'approvvigionamento idrico. Al soggetto è stato contestato l'illecito approvvigionamento di acque sotterranee o superficiali in invasi e cisterne, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8 a 50.000 euro, per la quale non è previsto il pagamento in misura ridotta ed è autorità competente l'assessorato regionale all'energia e ai servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale acque e rifiuti, concessioni idriche di Palermo. L'attività di controllo proseguirà anche successivamente.